La voce dei quartieri, l'SOS di San Giuseppe. Un appello disperato alle istituzioni e alle forze dell'ordine che noi di Rete Veneta abbiamo raccolto e che oggi portiamo al sindaco di Vicenza. La piaga è sociale, tossicodipendenza, vagabondaggio, l'esercito di chi vive ai margini, l'accattonaggio di chi vive di elemosine, di espedienti, qualcuno compie piccoli furti, c'è chi bivacca davanti ai negozi o sotto qualche portone. Quando siamo arrivati nel 2018 abbiamo trovato una situazione complicata. Via Allende, Via Adenauer, Mercato di San Giuseppe sono zone attenzionate sulle quali stiamo lavorando, abbiamo lavorato in maniera intensa. Quindi intensificheremo i controlli, c'è necessità ovviamente di un supporto e si sta lavorando con le forze di polizia e carabinieri per contrastare il fenomeno. Il quartiere San Giuseppe è già stato al centro del tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura. Nella zona c'è la videosorveglianza collegata a H24 con le forze dell'ordine, ma evidentemente servono ancora idee, provvedimenti, iniziative anche per contrastare l'altra piaga, quella della prostituzione. Sul tema della prostituzione noi abbiamo organizzato delle uscite settimanali come polizia locale e i controlli sono serrati. Lì storicamente la prostituzione è un problema che si rinnova, non ci sono strumenti legislativi che ci permettano di intervenire e lo stiamo facendo quindi cercando di andare a colpire i clienti attraverso delle sanzioni mirate e su questo stiamo lavorando. Infine c'è la lotta allo spaccio di droga nelle zone verdi, a cominciare da Parco Fornaci. Parco Fornaci abbiamo sicuramente implementato la zona con il controllo della videosorveglianza, ci sono almeno 4 telecamere che vengono accese H24, quindi il controllo è costante, collegato sia con la polizia locale che con carabinieri e questura. Abbiamo anche ripulito, perché una volta c'era boscaglia, la parte del verde perché sia più visibile anche dall'esterno e soprattutto abbiamo fatto in modo che il parco sia vissuto dai cittadini, creando anche delle aree dove ci possono essere dei concerti con un palco permanente, dove ci possono essere delle attività sportive con lo skateboard per i più giovani e poi con un punto di ristoro dove possono i cittadini recarsi in tranquillità, come sta avvenendo. Ma il vero problema sono le leggi e qui tocca al Parlamento intervenire. I sindaci hanno bisogno di poteri speciali e in questo caso è Francesco Rucco a lanciare il suo appello. Sì, noi abbiamo bisogno, lo chiediamo da anni, prima di me i miei predecessori, poteri speciali per i sindaci di intervento. Bisogna intervenire con leggi sicure, certe, che diano certezza della pena rispetto a chi commette reati.